I contagi che aumentano, l'accesso agli over 60 per la quarta dose e l'attività degli hub vaccinali subisce un'impennata in tutto il Veneto e la regione si riorganizza. Ci stiamo organizzando, oggi c'è una riunione per questo, peraltro c'è da dire però che se avessimo avuto il virus di 2 anni fa, oggi avremmo gli ospedali chiusi, collassati. Oggi abbiamo circa 900 persone in ospedale, devo dire che metà delle quali sono anche Covid per caso, sono ricoverati per altri motivi che si sono rivelati positivi e asintomatici. Quindi l'andamento non vi preoccupa più di tanto? Ma noi siamo sempre preoccupati, anche perché questo Covid, sono le montagne russe, però se si dovesse ripetere l'evoluzione che abbiamo avuto in Portogallo, verosimilmente verso fine luglio dovremmo aver raggiunto l'apice e poi il calo. Lei è ancora dell'opinione di far ritornare i sanitari sospesi Novax in corsia? Stiamo parlando di 4.500 persone che sono sospese in Veneto, tra i quali medici, infermieri e OS. Allora, siccome sappiamo tutti che non resteranno sospesi all'infinito, perché vorrebbe dire licenziarli, allora cerchiamo di ravvicinare i tempi, ovviamente ci vuole rispetto nei confronti di chi si è vaccinato, è altrettanto vero che loro sono stati sospesi, ma in un momento come questo, quando mancano medici, mancano operatori e molti dei quali, di quelli che abbiamo, sono addirittura in quarantena o isolati per il Covid, noi abbiamo veramente grossa difficoltà, quindi direi di valutare di reinserirli. C'è chi parla di far ritornare al lavoro anche i positivi asintomatici. A maggior ragione se si parla di far tornare al lavoro i positivi asintomatici e si lasciano a casa quelli che sono magari negativi, vuol dire che il discorso non torna.